Tanto che oggi c'è un po' di foschia, che non è brutto. È un po' usurato quel cartello qua. No, ma è di qua, vai tranquillo. Buona giornata. Ma qui si va di qua e poi si prosegue sul sentiero. Perfetto. Visto che alla fine ci abbiamo fatta la bara. Perché te l'ha detto la signora? Esatto, grazie signora. Grazie signora. Ecco, Croce Valtrusa. Questa è abbastanza chiara. Anzi, molto chiara. Ma si può dire che le indicazioni non siano chiare, no? Non è che ci sono cinghiali qua. No, vabbè, tranquilla. Ma se sono castagni, ci fa niente? Eh? Eh? No, non mi piacciono. Ma come no? Vai, vai. Difficoltà direi zero, cosa che dici, vabbè. Difficoltà zero. Oh, guarda che alberone che è caduto, pazzesco. Che roba impegnativa. O no? È un po'. Ma un po' dove? Ma che rischio comporta, questa salita qua. Vai, mami! Dai che ce la fai! Vai, mami! C'è qualcosa di bianco, mi sa che siamo già arrivati. Vai! Ecco la Barbara che è già quasi arrivata alla Croce di Vetta. Ma dai, troppo facile. Non me l'aspettavo. Vai, puoi esultare, Barbara. Puoi esultare tipo Rocky, sì. Bello. No? Ah, c'è anche la zona picnic. E non dimmi che difficile è questa, perché veramente... È una passeggiata della salute questa. C'è, vabbè, cosa c'è? C'è un bel panorama però, dai. No, tranquilla, non si scivola qua comunque. Bella la croce. Che bella qua montagna. 1986 è stata fatta questa croce. 10 metri di croce. Bella. No, Babi. Facilissima questa. Sì, ci credevo, guarda, sono contenta di essere arrivata prima. Ma quanto siamo stati? Boh, 45 minuti, ma allargare tanto. No? Bene, dai. Bello sto posto però, visto? Panchine, zona picnic, bello. E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa salita? L'abbiamo fatta in breve tempo perché siamo stati veramente poco, meno di quello che c'era scritto. Sì. Alcuni tratti erano un po' in salita, ero un po' stanca, ma diciamo che è una cosa velocissima. Sì, esatto. Cosa siamo stati 3/4 d'ora? Sì, ma anche di meno. Ma facendo delle pause, perché io sapete che io sono molto lenta e faccio le pause, quindi chi è ben allenato in mezz'ora ce la fa. Anche di meno. Beh, adesso non esageriamo. Quindi comunque una salita... Sì, semplice, semplicissima, fresco perché è all'ombra E con l'aria picnic in cima. aria picnic, bello aperto, tranquilli, siamo a metà ottobre, ci sono ancora belle giornate. Sì.
Ciao ciao! Ciao! Tra tutte le salite che abbiamo fatto, che sono circa una cinquantina, questa sicuramente è la più facile di tutte. Sì, sì, senza dubbio proprio. Sì, no, proprio veramente una passeggiata quasi, Esatto. dai. Bene. E adesso proseguiamo verso ovest. Che è bellissimo. Bravi. Supera la difficoltà. Là c'è Selvino. Questa parte del percorso è proprio interessante davvero. Vabbè, quella lì, prima, più che una strada, è una pista, fi. Ah, le moto fanno i piegoni su quei tornanti lì, che portano al Selvino. Deve essere questo qua il forcellino, perché Podone e Selvino su di qua, noi invece andiamo giù di qua, verso Lonno. Probabilmente ci attaccheremo tra un po' alla strada asfaltata, almeno credo. Che energia, Barbara! Un sacco di roccia. Cosa mi dici queste rocce, Barbara? Pace, dai. Può essere carino. Dai, vedi che c'è anche lì, una panca abbastanza nuova. Sì. Tipo rifugio? Sì, può essere. Vedino. Davvero? Con tutti fischia. Esatto. Stai sempre a lamentarti. Sei diventato più muscoloso, è positivo, no? È nato non so che cosa, vabbè. Non so. E infine ritrovavamo la strada, giusto Barbara?